vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra carriera in single player affrontando il settimo Gran Premio di questa fantastica stagione, ovvero il Gran Premio del Canada in compagnia della nostra cara amata Williams. Diamo un'occhiata prima alla classifica costruttori e ovviamente alla classifica piloti per vedere un po' i cambiamenti che ci sono stati in queste ultime settimane. Per quanto riguarda allora la nostra classifica piloti ci troviamo direttamente alla sesta posizione con 47 punti e la Sauber di Perez di fronte a noi allo stesso risultato, quindi sarà una lotta proprio all'ultimo giro e vedremo un po' di effettuare un'ottima gara all'interno di questo Gran Premio che ci attende, mentre il nostro compagno di squadra Pastor Maldonado alla decima posizione con ben 29 punti. La lotta è ancora molto aperta visto che ci ritroviamo ancora all'inizio della stagione, però non si sa mai. Diamo un'occhiata alla classifica costruttori. Per quanto riguarda il nostro team, Williams F1 lo ritroviamo al quarto posto con 76 punti e abbiamo solo la Ferrari davanti a noi con 82 punti, quindi la classifica è molto aperta per adesso, dobbiamo concentrarci necessariamente su tutte le gare che ritroveremo da adesso in poi in avanti. Allora, vediamo un po', gettiamoci ragazzi immediatamente nel Gran Premio del Canada per vedere tutte le sfaccettature di questa gara e soprattutto quello che sono riuscito a ottenere. Però prima di fare ciò daremo una bella occhiata alla nostra voce narrante che ci esporrà tutti i tratti fondamentali di questo circuito. Vediamo un po'. Gran Premio del Canada. Per il giro di prova che comincerà dall'ultima chicane, un tratto di pista fondamentale per l'inizio del nostro test. Attiva il DRS mentre ci avviciniamo al rettilineo del traguardo. I box sono a sinistra, quindi sposta la vettura sulla destra e frena il cartello dei 100 metri. Sfrutta al massimo l'entrata nella seconda curva, sacrificando l'uscita della prima. Raddrizza il più possibile la monoposto nella salita che porta alla terza e quarta curva e avvicinati più che puoi al cordolo interno. In questo modo puoi stringere la traiettoria della vettura e tenerla alla larga dalla barriera in uscita. Ora entra nella sesta curva e cerca di uscire lentamente e con la massima stabilità per allargarti il più possibile in settima curva e sfruttare lo slancio acquisito lungo il rettilineo che conduce all'ottava curva. Attiva di nuovo il DRS, ma al cartello dei 100 metri frena e muovi la vettura verso destra. Tieniti alla larga dai cordoli bianchi e non salire troppo su quello in uscita per non destabilizzare la monoposto. Adesso scendi verso la decima curva e frena dolcemente in anticipo per non correre il rischio di bloccare la ruota anteriore. È importante che tu esca dalla curva con la vettura più dritta possibile per sfruttare il lungo rettilineo che ti aspetta. Attiva il DRS e il KERS e tieniti pronto ad affrontare l'ultima sezione. Si tratta di una chicane destra-sinistra molto insidiosa. Non perdere la calma o rischi di sbattere contro il muro dei campioni come è accaduto a molti piloti in passato. Mantieni la velocità lungo il tratto che ti conduce alla linea del traguardo. Attiva ancora il DRS e il giro è concluso. Perfetto ragazzi, dopo una breve sintesi del nostro circuito siamo pronti a entrare nel nostro muretto Williams e dare un'occhiata all'assetto che sono riuscito a stilare per questa giornata fantastica. Dirigiamoci immediatamente in Canada ragazzi. Eccoci all'interno del nostro box Williams ragazzi, in compagnia del nostro caro Maldonado a destra. I nostri meccanici sono sempre gli stessi, potete vedere qua i nostri ragazzoni alla nostra sinistra e destra. Bene, diamo un'occhiata al pad per vedere la posizione in classifica che siamo riusciti a ottenere quest'oggi. Partiamo dalla quarta posizione, essendo all'interno dei 10 piloti più veloci di tutta la gara. E il nostro caro Pastor Maldonado si ritrova all'11° posto, quindi nelle file posteriori. Il Gran Premio di Montreal è un circuito molto versatile dove mi sono trovata abbastanza bene. Ovviamente nei Gran Premi passati sono riuscito a ottenere qualche punto in più dei Gran Premi effettuati in precedenza, poiché mi ritrovavo molto meglio a guidare senza effettuare un vero e proprio commento. Allora, vediamo un po' l'assetto che sono riuscito a stilare quest'oggi per fornirvi soprattutto un esempio, visto che la posizione in classifica è stata abbastanza idonea. L'angolo alettone e posteriore sono settati molto bassi per affrontare le curve a una più bassa velocità, ma sfruttare due rettilinei che ritroviamo. Addirittura troviamo un rettilineo di 1 chilometro, quindi abbiamo la possibilità di raggiungere la velocità di 321 km/h. La frenata è bilanciata in maniera regolare con una pressione molto elevata per frenare soprattutto nell'ultimo settore dove vi troviamo il muro dove si sono schiantati i campioni ragazzi. Per quanto riguarda il bilanciamento ritroviamo la barra antirollio anteriore e posteriore settata molto bassa in modo tale da avere un'ottima aderenza in curva per essere soprattutto competitivi negli ultimi settori, e per quanto riguarda le sospensioni sono davvero molto basse e molto rigide al fine di ottenere quindi questa sorta di mobilità
stabilità dell'autovettura e reattività che ci consentirà di andare nella maniera migliore nel nostro Gran Premio. Per quanto riguarda le marce, sono delle marce lunghe per sfruttare quindi la massima potenza del nostro motore a discapito quindi dell'accelerazione, visto che disponiamo di notevoli rettilinei. Per quanto riguarda invece il nostro allineamento, campanatura anteriore e posteriore, è un assetto che ho stilato e provato davvero tanto nelle prove libere, ovvero la campanatura anteriore e posteriore, anche se sono state posizionate verso sinistra, più vicino al 3,50 e l'1,50, ciò garantirà una notevole stabilità della nostra vettura in curva, e i valori dell'angolo posteriore e anteriore sono stati posizionati in modo tale da non perdere il controllo sul rettilineo, visto che i rettilinei sono un'ottima opportunità per sorpassare. Dobbiamo avere la vettura a portata di mano e che non ci scappi, appunto dobbiamo averla molto piantata sul terreno. Benissimo, come potete vedere il nostro meteo è abbastanza idoneo, abbiamo 27 gradi con un sole che spacca le pietre, mentre nelle prove libere avevo un temporale, la nuvola di Fantozzi proprio sul casco, che quest'oggi ho cambiato, ve lo farò vedere appena inizieremo a correre. Allora, abbiamo 18 giri da effettuare proprio perché i giri sono davvero molto, abbiamo un circuito molto piccolo rispetto agli altri, e utilizzeremo all'8º giro la sosta per i pneumatici duri, mi sembra abbastanza ovvio, e per quanto riguarda la strategia del carburante provvederemo per una strategia, vediamo un po', prudente, potrebbe essere ideale, visto che partiamo con le gomme morbide, che ovviamente in qualifica nella Q3 sono state necessarie le gomme morbide anche con la stessa usura. Benissimo, io direi ragazzi che possiamo gettarci immediatamente nel nostro campo di battaglia e speriamo di ottenere un'ottima posizione. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare quest'oggi. Allora, bene, andiamo. Adesso noteremo soprattutto i campioni che si ritrovano in pole. Ritroviamo Lewis Hamilton, in seguito Fernando Alonso e Jenson Button. Le McLaren cercano di raggiungere quindi le massime posizioni, mentre il nostro Van Helgen quarta posizione. Vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Eccoci qui ragazzi, quarta posizione, accanto a noi Jenson Button. Ecco i semafori iniziano ad accendersi, le autovetture fanno sentire il loro rombo del motore, 4 semafori accesi, ed ecco che inizia il Gran Premio di Montreal in Canada. Le autovetture lasciano le loro postazioni di partenza. Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Van Helgen cerca di intrufolarsi all'interno delle due vetture, a quanto pare è costretto a frenare per entrare nella maniera migliore. Attenzione, Fernando Alonso tenta un attacco all'esterno, Van Helgen passa all'interno, sfruttando la sua energia cinetica riesce a guadagnare la prima posizione all'interno di questo ottimo Gran Premio. Ecco che si entra immediatamente all'interno delle prime due chicane che ci condurranno all'entrata del primo settore. Ottima partenza della Williams che riesce a strappare la prima posizione alle McLaren, che sono rimaste imbambolate al traguardo. Vediamo un po' se si riesce ad affrontare nella maniera ideale questa prima curva che ci condurrà al secondo settore. La miscela rimpostiamola sul normale, diamo un'occhiata al carburante che abbiamo disponibile, potrei ancora tenerla per un po', però voglio stare un pochino più tranquillo. Ok, nuovamente davanti al muretto Allianz ragazzi, vediamo un po' di affrontare questo secondo settore nella maniera adeguata. Van Helgen, Alonso, Lewis Hamilton, seconda posizione richiesta dal nostro team. Vediamo un po' di adesso di raddrizzare i nostri pneumatici al fine di non bloccare la nostra gomma anteriore destra, ed ecco che si parte, pronti per il rettilineo di 1 chilometro, seguiti da Alonso a 7 decimi di secondo che annusa il nostro alettone posteriore. 18 giri da fare, primo giro molto emozionante per quanto riguarda la casa inglese. Ecco Alonso dietro di noi, tenta il sorpasso all'esterno ed eccolo vicino al muretto dei 100 metri, tenta la frenata per non finire fuori pista. Ed ecco che attenzione, la Williams riesce a guadagnare un'ottima posizione, soprattutto ottimo vantaggio. Il nostro Maldonado ha perso 4 posizioni, si ritrova al 14° posto. Jenson Button, Schumacher lo ritroviamo alla quarta posizione, nuovamente all'entrata della prima curva che ci condurrà al primo settore. Attenzione, molta calma, meno male che ho impostato la prima marcia a 124 km/h per ottenere soprattutto accelerazione. 9 decimi di secondo da noi Fernando Alonso, la Williams va come un treno quest'oggi. Attenzione, in maniera adeguata, le sospensioni sono state regolate in maniera tale da affrontare i cordoli in maniera adeguata, perfetto. Attenzione, effettuiamo il miglior giro ragazzi, meno 5 secondi dalla nostra partenza. Attenzione che questa dannata curva mi rompeva davvero molto le scatole anche in qualifica, si perde davvero molta aderenza poiché le gomme si ritrovano in una sorta di salita e quindi è molto più complicata affrontarla. Attenzione, nuovamente al muretto, all'entrata del rettilineo secondario che ci condurrà finalmente al terzo settore. Jenson Button riesce a guadagnare la terza posizione superando il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Perfetto, nuovamente qui in questo primo tornante all'entrata del terzo settore. Perfetto, utilizziamo la nostra energia cinetica. Fernando Alonso dietro di noi, dobbiamo utilizzare la nostra miscela levata per alimentare il nostro motore al massimo. Attenzione, lo ritroviamo ancora dietro di noi la Ferrari cerca di guadagnare soprattutto numerevoli secondi di vantaggio e lo farà nel momento in cui il DRS potrà essere utilizzato. Attenzione, oddio, questa curva è una delle più dannate del circuito. Attenzione ragazzi, cerchiamo di utilizzare la miscela normale adesso per non sprecare troppo carburante. I commissari di gara hanno autorizzato l'uso del DRS.
Perfetto, i commissari di gara hanno garantito l'utilizzo dell'ala mobile posteriore. Perfetto, 1.18, 235 il nostro giro migliore, mentre Alonso riesce a migliorare appena di un secondo la prestazione. Attenzione, con molta calma ragazzi, potete vedere che nel primo settore siamo davvero fenomenali, guadagniamo addirittura 5 decimi di secondo sui nostri avversari. Molto bene quest'oggi in Canada, meno male che non abbiamo capitato ancora gare comprendenti un meteo negativo, ovvero un meteo piovoso, però ovviamente ci saranno ragazzi. Comunque la Williams quest'oggi si sta facendo valere nei confronti delle altre scuderie, che come potete vedere quest'oggi la prima posizione ce la siamo proprio guadagnata. In qualifica non so, mi sono ritrovato molto meglio anche di Maldonado. Questo assetto è stato un assetto che ho stilato sulla preimpostazione che ha fatto il nostro ingegnere. Ok, molto bene. Perfetto, potete prenderlo anche come spunto ragazzi per le vostre gare, poiché vi sto trovando abbastanza bene. Ecco nuovamente al rettilineo di 1 chilometro, pronto con Alonso ancora dietro di noi, Jenson Button, ecco che si avvicina utilizzando il DRS, tenta il passaggio, abbiamo utilizzato la nostra miscela elevata, prova il passaggio all'esterno e Fernando Alonso tenta di superarci, a quanto pare ci riesce. La nostra autovettura si solleva un attimo per non effettuare quindi un fuoripista, dobbiamo riacciuffare il nostro ferrarista. Vediamo un po' all'entrata della prima curva che ci condurrà al primo settore, si riesce in frenata a superare nuovamente la Ferrari di Fernando Alonso, che a quanto pare ha tentato un sorpasso nel terzo settore che è riuscito molto bene. Il nostro ingegnere è felice della nostra prestazione ragazzi, ha detto continua a spingere, ce la puoi fare, vedete un po', ce l'abbiamo fatta effettuare addirittura il sorpasso sul nostro caro amico, rischiando un po' di far decollare la nostra autovettura al cielo. Mamma mia, 6 decimi di secondo guadagnati nuovamente su Fernando Alonso, la prima posizione si fa sentire ragazzi, quanto è dura tenerla. Il terzo settore è quello che mi fa più paura, quindi il nostro KERS lo terremo proprio per difenderci dagli attacchi del cavallino rampante. Andiamo molto bene, attenzione a non perdere aderenza in questa dannata curva, abbiamo perso un paio di decimi di secondo. Ancora Alonso tenta di annusare il nostro alettone posteriore, vedete un po' la frecciolina bianca dietro di noi, addirittura in frenata. Probabilmente l'ingegnere gli dirà di attendere l'entrata al terzo settore. Meno male, eccolo qui dietro di noi, dobbiamo stare molto attenti. Un decimo di secondo da noi, eccolo qua che tenta di avvicinare. Ecco il ferrarista che a quanto pare è riuscito a superare la Williams con un ottimo utilizzo del DRS. A quanto pare adesso dobbiamo rimanere dietro le sue grinfie. Attenzione, tocca addirittura l'asfalto con l'alettone anteriore. Adesso dobbiamo attuare una sorta di tattica offensiva per racciuffare la nostra posizione. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Attenzione a non effettuare penalità ragazzi. Ok, benissimo, Fernando Alonso, eccolo, abbiamo guadagnato un notevole vantaggio. Adesso sfrutteremo la nostra ala mobile a nostro favore. Attenzione, molto bene. Lewis Hamilton, miglior tempo della gara. Wow, un'ottima prestazione del pilota inglese. Si prova il passaggio all'interno, il ferrarista esce un po' fuori pista. Attenzione che tenta di sbandare la nostra Williams, ecco che tenta un sorpasso all'esterno utilizzando il KERS a tutta manetta. Il ferrarista viene messo a disparte, ottimo sorpasso da parte della casa inglese. Quest'oggi Van Helgen non lo ferma più nessuno, vuole la prima posizione a tutti i costi. Utilizziamo la nostra miscela normale. Mamma mia ragazzi, che passaggio all'esterno. Ecco perché mi piace il Gran Premio del Canada, mio Gran Premio preferito ragazzi, per la disponibilità di sorpasso e per la presenza di tutti questi rettilinei. Abbiamo allungato la distanza un secondo, vediamo un po' di non fare utilizzare il DRS al nostro caro amico. Sesto giro, adesso arriveremo nel momento in cui potremo, attenzione, probabilmente l'avrà utilizzato, si sarà avvicinato, guardate come si avvicina nuovamente al muro delle leggende ragazzi. Attenzione, affrontiamolo con calma, come ci ha detto la nostra voce narrante. Continua Jenson Button con un ottimo passaggio, riesce a tenere la posizione del ferrarista. Adesso la lotta diventerà ancora più arguta ragazzi, cerchiamo di mantenere questa bella prima posizione. Vi ricordo che la difficoltà è sempre impostata a leggenda, ovvero la massima difficoltà disponibile. Cerca di raggiungerci la McLaren ragazzi, impostando il motore alla massima potenza cercheremo di beccarla. Mamma mia, attenzione, molto attenti in questa prima parte di circuito. Oddio, benissimo, il KERS me lo devo conservare. Nuovamente Jenson Button 4 decimi di secondo, Alonso appena un decimo dietro Jenson Button. Oddio, ce l'abbiamo completamente dietro. Nuovamente secondo settore, cartello dei 100 metri, si annusa direttamente il rettilineo numero 2, ovvero terzo settore, territorio di grandi sfide, pronti ad attivare. Attenzione, dentro il sorpasso all'esterno, ma a quanto pare Jenson Button è costretto a rimettersi in linea. Vediamo un po' di partire nella maniera adeguata. Abbiamo toccato un po' la barriera esterna, miscela elevata, probabilmente Jenson Button ci passerà. Lo ritroviamo ad appena 3 decimi di secondo da noi. Attenzione
attenzione ragazzi, è quello che tenta il sorpasso, dobbiamo dare un po' una spinta al nostro motore per farlo arrivare a appena 320 km/h. A quanto pare siamo riusciti a mantenere la nostra posizione. Ecco qua potete vedere la pressione dei freni ad alto come molto importante. Ok, vediamo un po', 3 giri di carburante in più, dobbiamo stare attenti a non finirlo, maledizione. Ok, molto bene, attenzione, abbiamo sporcato un po' il pneumatico anteriore destro. Rimettiamoci nuovamente in fila, attenzione a non perdere aderenza. Oddio, davanti al muretto DHL vediamo di passare alla velocità di 200 km/h. Nuovamente primo settore, settimo giro ragazzi, un giro al pit stop. Adesso toccherà tutto ai nostri meccanici, dovranno effettuare le loro azioni nella maniera adeguata in modo tale da non farci perdere molto tempo. 3 decimi di secondo dal nostro Alonso che tenta il passaggio. Jenson Button è stato relegato alla quarta posizione per un ottimo passaggio della macchina di Michael Schumacher, che a un secondo ci segue in una velocità inaudita ragazzi. Ok, nuovamente al secondo settore, molto bene, abbiamo tantissimo KERS questa volta, non abbiamo avuto modo di utilizzarlo nella maniera adeguata. Ok, attenzione, dobbiamo stabilizzare la vettura e soprattutto non perdere aderenza con la gomma anteriore destra. Ok, si parte, attenzione, miscela nuovamente elevata per affrontare questo tratto, ci vuole un'accelerazione più aggressiva, spuntiamo il nostro motore al massimo. Fernando Alonso ci sorpassa, attenzione alla lotta Williams, Ferrari, gomma contro gomma, ed ecco che maledizione, Fernando Alonso utilizzando l'ala mobile tenta il sorpasso. Si segue il ferrarista a una velocità inaudita al muretto delle leggende e siamo stati costretti a rimetterci in linea perché la velocità poteva garantire un ottimo barella all'ospedale ragazzi. Attenzione, nuovamente primo settore, dobbiamo superare il nostro ferrarista di turno, lo ritroviamo a un notevole vantaggio. Si riparte nuovamente con il nostro KERS a tutta manetta, la nostra energia cinetica ci sarà molto utile adesso nei primi tratti. Andiamo a tutta manetta, non può utilizzare il DRS il nostro caro amico, ed ecco che nuovamente all'entrata del primo settore tentiamo il passaggio ed eccoci qui, il nostro ferrarista Fernando Alonso. Stiamo perdendo un po' di aderenza ragazzi, ma mi sa che lo ritroviamo a 5 decimi di secondo, dobbiamo prenderlo, voglio la prima posizione, ottavo giro, attenzione. Bene, bene, molto bene, adesso avremo la possibilità di utilizzare il DRS, speriamo di utilizzare questa ala mobile nella maniera adeguata, facciamo passare un po' di aria, non fare bloccare la gomma anteriore destra, adesso dobbiamo entrare ai box nella maniera adeguata. Abbiamo toccato un attimo il muretto, dannazione, non ci voleva. Seconda posizione, sosta necessaria, come potete ben notare il nostro Alonso è andato a una velocità proprio inaudita, ho errato un attimo, attenzione che tenta Michael Schumacher di passarci all'esterno, ma a quanto pare dobbiamo entrare ai box in compagnia del nostro Fernando Alonso. Rallentiamo, adesso sarà tutto un gioco di meccanici, speriamo che i meccanici ci possano far recuperare il tempo che abbiamo appena perso. Ecco che entra Fernando Alonso, i meccanici Ferrari, vediamo un po', escono anche dei meccanici Sauber, dei meccanici Lotus e soprattutto dei meccanici Red Bull, ed ecco qui, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Un secondo, 3 secondi, passa Fernando Alonso, ma a quanto pare noi dietro di lui, vediamo un po' se riusciamo a passarlo ragazzi. Ricorda di stare all'interno della linea bianca o subiremo una penalità. Linea bianca, eccolo qui dinanzi a noi Fernando Alonso, il pilota spagnolo, vediamo quello che riusciamo a fare. Attenzione ragazzi, dobbiamo far riscaldare i pneumatici prima di effettuare le nostre azioni di attacco, molto bene. Alonso ha utilizzato una modalità risparmio carburante e i suoi tempi sul giro potrebbero risentirne, ma anche noi dobbiamo farlo perché altrimenti rimarremo con il carburante, con il serbatoio vuoto. Attenzione, affrontiamo nuovamente quest'ottima curva, bene, attenzione, abbiamo bloccato un attimo la gomma anteriore sinistra, dannazione, non ci voleva. Oh mamma mia, queste gomme dure non sono adatte per adesso. Benissimo, recuperiamo un po' di tempo. Ho paura di Fernando Alonso che riesca a superare quel ragazzone davanti a lui, probabilmente perché è a un secondo. Eccolo qua, maledizione, adesso Jenson Button si ritrova in una posizione nettamente migliore alla nostra, utilizzerà il DRS per superarci, dannazione, anche Fernando Alonso ha la possibilità di farlo. Maledizione, non ci voleva che bloccavamo la gomma. Eccoci nuovamente qui. Attenzione, molto attenti. Benissimo, nono giro su 18, il nostro giro migliore è 1.235. Vediamo ancora i piloti che entrano all'interno del muretto dei box. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Dobbiamo fare molta attenzione ai piloti che sono in uscita dalla pit lane, ma a quanto pare nessuno ci ha interferito. Abbiamo ancora qualcuno che non si è fermato e probabilmente sarà il pilota che si ritrova dinanzi a Fernando Alonso. Ci abbiamo provato a recuperarlo ragazzi, ma un mio errore toccando la ghiaietta ci stava facendo uscire fuori pista. Meno male che non ho effettuato il testacoda. Continuiamo, abbiamo migliorato il nostro tempo di 6 decimi di secondo, molto bene. Abbiamo dietro Jenson Button che ci segue a 4 decimi di
secondo, mentre Alonso lo ritroviamo a 2 secondi dinanzi a noi. Attenzione, ecco che entrano nuovamente le vetture all'interno del... Attenzione, Fernando Alonso tenta il passaggio all'esterno nei riguardi probabilmente di Vettel, ci riesce, vediamo un po', forse Ricciardo, diamo un'occhiata, attenzione a non bloccare le gomme. Eccolo qui Fernando Alonso, tenta il passaggio, a quanto pare tentiamo di utilizzare il nostro KERS a tutta manetta per andare nei riguardi del pilota avversario. Vediamo, poi abbiamo Jenson Button dietro di noi che ha la possibilità di utilizzare il DRS nella maniera adeguata. Ecco che tenta il passaggio all'esterno, ma non lo facciamo passare, eravamo troppo vicini. Mamma mia, nuovamente al muro delle leggende, ragazzi. Perfetto, Bergner, il ragazzone che Alonso non riusciva a sorpassare. Diamo un'occhiata al carburante, 2 giri, dobbiamo metterlo su miscela normale, altrimenti rimarremo a secco. Stai raggiungendo una Ferrari. Davanti a noi abbiamo una Ferrari e me ne sono accorto, amico mio. Allora, vediamo un po', un secondo in meno, ancora Fernando Alonso, prima posizione, dobbiamo recuperare molto, ragazzi, però mi viene abbastanza difficile con queste gomme dure. Ok, nuovamente al cartello dei 100 metri, vediamo quello che riusciamo a combinare. Nel primo settore siamo notevolmente veloci e soprattutto Fernando Alonso ha impostato una modalità un po' più difensiva che offensiva. Io non posso utilizzare il carburante al massimo proprio perché, proprio per una, attenzione, maledizione, questa dannata curva mi fa sprecare sempre un pochino di battistrada del nostro pneumatico. Attenzione, ancora Jenson Button dietro di noi, vuole sgraffignarci la seconda posizione, ma io voglio salire sul podio a prendere almeno la Coppa d'Argento, visto che il nostro Fernando Alonso adesso sta andando come un treno. Non posso più rischiare, ragazzi, non posso più utilizzare il carburante al massimo, quindi dovrò mantenere... Stiamo guadagnando terreno sulla vettura davanti nel settore 2. Ripeto, settore 2. Abbiamo guadagnato notevole vantaggio contro Fernando Alonso nel settore 2 e potete vedere che ci avviciniamo sempre più. Il suo distacco non supera i 2 secondi. Ok, attenzione, le autovetture dietro di noi guadagnano un notevole vantaggio, soprattutto per l'utilizzo di questo dannato DRS che ancora ci ha penalizzato. Nuovamente al muretto delle leggende, ragazzi, molto bene. 11° giro, rimangono ben 7 giri, ragazzi, e ci troviamo a effettuare un tempo di 1:18.235 come migliore. Attenzione, anzi abbiamo migliorato ancora di più, molto bene. Attenzione, benissimo. Alonso effettua un giro di 1:16. Giro veloce per Alonso. Maledizione, il nostro ingegnere non mi fa mai parlare, ragazzi. Andiamo, benissimo, affrontiamo queste ultime chicane nella maniera adeguata. Perfetto, passiamo sotto il muretto Pirelli. Adesso nuovamente all'entrata del primo settore, vediamo un po' quello che siamo riusciti a combinare. Fernando Alonso sta scappando, ragazzi, dobbiamo mantenere la seconda posizione che va oltretutto bene, soprattutto non perdere aderenza in questi ultimi tratti del circuito. L'ultimo soffietto di carburante lo utilizzeremo nelle parti finali della gara, probabilmente al 17° giro. Continua l'attacco della McLaren nei riguardi della Williams, ragazzi. Mamma mia, abbiamo avuto un'ottima informazione. Jenson Button tenta di sgraffignarci questa nostra seconda posizione impostando il motore alla massima potenza. Io non posso farlo per il carburante. Vediamo di spingere. Aumentare la distanza dalla vettura che ti segue. È a meno di un secondo. Potrebbe utilizzare il DRS. Dobbiamo costringerlo a passare all'esterno, ragazzi, non all'interno. Eccolo qui Jenson Button pronto all'entrata delle curve. Eccolo, ruota contro ruota. Attenzione, la McLaren è costretta a rientrare. Ottima azione del pilota olandese. Van Helgen costringe Jenson Button a passare all'esterno e a frenare prima dell'entrata della curva delle leggende, ragazzi. Attenzione, troppo. Sta facendo registrare tempi leggermente inferiori ai tuoi. Maledizione, ma chissà dove è finito il nostro Pastor Maldonado, ragazzi, non lo vedo neanche più nella mappetta. Ah, eccolo lì, perfetto, attenzione. La vettura dietro di te ha l'alettone anteriore danneggiato, ma non sembra niente di Jenson Button ha lettone danneggiato, niente di serio. Speriamo un po' che si inclini ancora di più in modo tale da ottenere vantaggio sul nostro ragazzone. Attenzione, eccolo che tenta soprattutto il passaggio. Dietro di noi 3 decimi di secondo guadagnati. La McLaren vuole questa posizione, soprattutto la nostra scuderia ci ha imposto di rimanere nella seconda posizione. Eccolo qui che annusa il nostro lettone più parti del circuito. Ottimo, passiamo dove c'è il muretto Allianz. 5 giri, il nostro Jenson Button dietro di noi tenta il passaggio nel secondo settore. La McLaren a quanto pare non ci riesce. Siamo stati costretti a utilizzare tutto il DRS, il KERS, ragazzi. Adesso l'unica opzione è quella di utilizzare la miscela 3 elevata, ma probabilmente il nostro Jenson Button a 5 decimi di secondo da noi tenterà qualcosa. Ed eccolo qui che attiva il DRS, la mobile posteriore che gli fa guadagnare notevole vantaggio. Vediamo se possiamo costringerlo a passare all'interno. A quanto pare siamo riusciti ancora una volta a ottenere ottimo vantaggio sul nostro pilota inglese che è costretto a stare nuovamente dietro di noi. 5 giri, un'atmosfera davvero che oltrepassa tutti i limiti.
Abbiamo recuperato ancora per quanto riguarda il nostro giro migliore, ma sempre Fernando Alonso è in testa, ragazzi. Andiamo, abbiamo perso qualche altro decimo, lo ritroviamo sempre dietro di noi, mentre Maldonado è nella serie dei 10 piloti più veloci in pista. Perfetto, andiamo a tutta manetta proprio, ragazzi, ci rimangono 4 giri per la conclusione del nostro circuito. Abbiamo addirittura effettuato il miglior tempo, migliorando di 2 decimi di secondo il nostro giro. Migliora, attenzione, si perde un po' di aderenza, le gomme adesso ne risentono un poco, soprattutto le gomme posteriori che si sono usurate a dovere. Ancora Jenson Button, il dannato pilota inglese dietro di noi, vuole acciuffarsi questa posizione, ma noi non gliela lasceremo di certo, ragazzi. Guardate un po' il cappellino che mi sono sbloccato, questo bel caschetto in rosso e bianco, troppo bello. Andiamo avanti, ok, nuovamente a questa bel tornante, attenzione a non bloccare la gomma anteriore, abbiamo abbastanza di KERS per utilizzarlo nella maniera adeguata. 1 decimo di secondo il nostro caro Jenson Button, vediamo di utilizzare a tutta manetta il nostro KERS, vediamo se possiamo costringerlo a passarlo. Eccolo all'esterno, Jenson Button utilizza a dovere la sua mossa, l'asso nella manica. Attenzione, oddio, eccoci, passiamo, mamma mia, Michael Schumacher, Lewis Hamilton ci passa anche lui. Abbiamo effettuato un attimo un periodo di inaspettata attesa. Andiamo in avanti, Lewis Hamilton tenta di passarci, di mettersi davanti, maledetto Lewis Hamilton. Dobbiamo superarli tutti e due, ragazzi, sarà molto più dura, però maledizione, ho perso un attimo di aderenza. Ecco un po' l'assaggio all'interno, ottimo il nostro Van Helgen, adesso solo Jenson Button davanti a noi. Andiamo a tutta manetta, il che restrizione su spassi vietati. Che è successo? Attenzione. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Motore alla massima potenza, mamma mia, non possiamo farlo noi, ragazzi. Abbiamo perso un attimo di senno, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Il nostro Fernando Alonso probabilmente sta imboccando il terzo settore molto bene, almeno la terza posizione vediamo di tenerla. Ok, nel secondo settore sei più veloce del pilota che ti precede. siamo più veloci, ottimo. Però la cosa che ci frega, ragazzi, appunto qui all'inizio del terzo settore il nostro Nico Rosberg adesso dietro di noi tenterà il sorpasso. Vediamo un po', eccolo qui, tenta il passaggio all'esterno, tentiamo di non farlo passare, probabilmente ci riusciremo. Ottimo, perché è costretto ovviamente a lottare con Lewis Hamilton per mantenere la quarta posizione. 15° giro, 3 giri alla fine, ragazzi. Il motore alla massima potenza non lo posso utilizzare, lo utilizzerò probabilmente per una fase difensiva, effettuare stupidaggini, visto che rimangono 2 giri alla fine. Bene, terza posizione, mentre Michael Schumacher quarta posizione. Ottimo, andiamo. Adesso mi specializzerò su una tattica più difensiva che altro, ragazzi, senza correre troppi rischi, perché la terza posizione ci va più che bene. Ok, molto bene, 741 7 decimi di secondo, benissimo. Eccolo qui Michael Schumacher che tenta di sorpassarci a 3 decimi di secondo da noi, tenta il passaggio all'esterno e all'interno, non sa dove andare, ma a quanto pare è costretto a frenare al cartello dei 100 metri. Adesso dobbiamo rallentare un pochino di più, ragazzi, perché non voglio proprio rischiare di finire fuori pista per effettuare un'azione azzardata. Ok, molto bene, nuovamente al tornante numero 2 che ci condurrà immediatamente al rettilineo di 1 chilometro. Bene, utilizziamo il KERS a tutta manetta. A meno di 1 secondo di distanza potrebbe cercare di sorpassarti azionando il DRS. Ed ecco che Michael Schumacher probabilmente utilizzerà il DRS, si avvicina proprio con un mastino inferocito per guadagnare la terza posizione, ma ecco al muretto delle leggende la Williams costretta a frenare per evitare il netto contatto con il muretto. Guadagna finalmente questo ottimo giro di 1:18.577, non male. Adesso abbiamo utilizzato il nostro carburante al massimo, ragazzi, 17° giro, 2 giri alla fine, abbiamo migliorato anche di un bel secondino, 6 secondi, abbiamo recuperato un secondo su Jenson Button, ma probabilmente adesso lo perderemo, ma perché io proprio voglio perderlo, non voglio lanciarmi all'attacco, voglio difendere la mia bella terza posizione. Ottimo, davvero ottimo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, avanziamo. Molto bene, 4 decimi di secondo il nostro Michael Schumacher. Vediamo un po' che cosa stiamo combinando con le gomme. Sono un pochino usurate le gomme posteriori, mentre la gomma anteriore, vediamo un po', è quella che si potrebbe usurare maggiormente. Non ha niente di che, benissimo, andiamo. Oddio, abbiamo perso un po' di aderenza. Ok,
Nuovamente Michael Schumacher quarta posizione, il nostro Maldonado speriamo che entri all'interno della top 10 in modo tale da farci guadagnare qualcosina in più anche per quanto riguarda la nostra scuderia, perché il campionato è davvero aperto. Abbiamo tutta la nostra barra del KERS per utilizzare a dovere, vediamo se riusciamo a farlo. Ecco che Michael Schumacher tenta il passaggio, vediamo se riusciamo a costringerlo a evitare il sorpasso. Ecco che prova all'interno, tenta all'esterno, non lo voglio fare passare in nessun modo ragazzi, questa terza posizione me la voglio tenere a tutti i costi. Benissimo, ultimo giro ragazzi, ultimo giro di sofferenza per la nostra Williams che deve mantenere in modalità difensiva questa bella posizione. Vediamo quello che si riesce a fare. Si passa inizialmente, ci rimangono 18 curve da effettuare una dopo l'altra, prendiamole all'interno e senza effettuare stupidaggini. 19 millesimi di secondo in più sul nostro giro precedente, mentre 7 secondi su Jenson Button. Attenzione, molto bene, attenzione Michael Schumacher dietro di noi nuovamente. Non ricordo precisamente la macchina che ha Schumacher, vedremo adesso appena terminerà la nostra gara se siamo riusciti a fare meglio di lui, soprattutto nel campionato costruttori, oppure peggio. Attenzione nuovamente al muretto Allianz dove le gomme soprattutto perdono aderenza. Michael Schumacher 2 decimi di secondo, la gara è ancora tutta aperta, cerca di sgraffignare questa dannata posizione perché può essere poi che io in un momento di follia tento di superarlo e vado a finire al muro ragazzi. Continuiamo, terza posizione Van Helgen all'entrata del terzo settore, adesso si andrà con una frenata abbastanza idonea per non far bloccare il pneumatico destro. Siamo usciti un po' male ed ecco che Michael Schumacher nuovamente il pilota tedesco, l'esperienza, 40 anni del nostro amico. Intanto Fernando Alonso riesce a guadagnare la posizione, la prima posizione del podio. Michael Schumacher tenta il passaggio all'esterno, a quanto pare non ci riesce, Van Helgen si mette davanti, non lo fa passare ed ecco che nuovamente al muretto delle leggende si tenta un'ottima frenata per evitare un completo contatto con le barriere. 2 minuti alla fine come tempo regolamentare ed ecco che Van Helgen sale sul podio, coppa di bronzo per il nostro caro amico, terza posizione. Mamma mia, secondo posto fallito, ma già è assai quello che abbiamo fatto. La nostra scuderia adesso sta iniziando a volere un po' di più per le nostre ottime prestazioni. Maldonado 11ª posizione, grandissima gara. Il nostro ingegnere a quanto pare non ha nulla da dirci. Salirai sul terzo gradino del podio, bella gara, complimenti. Perfetto, potete vedere un po', 15 punti per la nostra prestazione quest'oggi, un tempo di 1:17.977, quindi la nostra Williams quest'oggi guadagna ben 15 punti solo per il nostro caro Van Helgen. Hai raggiunto la quinta posizione nel campionato piloti. Abbiamo guadagnato appena adesso la quinta posizione, abbiamo allargato il nostro distacco su Perez, l'abbiamo superato come avete ben potuto vedere adesso, mentre Maldonado è riuscito a guadagnare qualcosina in più rimanendo sempre al 10° posto. Allora la nostra sfida adesso sarà con Jenson Button e Vettel ragazzi, magari nei prossimi Gran Premi riusciremo a farlo. Diamo un'occhiata al campionato costruttore, la Williams mantiene la quarta posizione avvicinandosi al trio McLaren, Red Bull e Ferrari. Vedremo un po' se riusciremo ad acciuffare magari la terza posizione che sembra più quella più raggiungibile. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate di questa prestazione. Scusatemi se non sono riuscito a caricare gameplay in questi ultimi giorni, ma proprio non sapevo quando potevo caricarlo, ecco perché vi rispondevo sempre tra qualche giorno, perché non era appunto sicuro. Per ricominciare la carriera ci è voluto del tempo e ovviamente ci ritroviamo quest'oggi qui in Canada con un notevole punteggio che è stato fondamentale anche per far scrivere ai giornalisti notevoli articoli su di noi. Van Helgen sale sul podio, sembrava davvero soddisfatto per il podio conquistato a Montreal. Gli spettatori hanno potuto assistere alle sue meritate celebrazioni a fine gara che hanno coinvolto pubblico e meccanici, ovviamente responsabili di un'ottima realizzazione dell'assetto che è stato fondamentale. Benissimo, raggiungiamo 4,5 per quanto riguarda il nostro rango corrente. Adesso ragazzi pronti per il Gran Premio d'Europa, una settimana da oggi, vedremo un po' quello che riusciremo a fare. Vi do un attimo un anticipo al Gran Premio di Valencia, ci sarà sole, un po' di nuvole in qualifica, una temperatura che si aggirerà tra i 24 e i 25 gradi centigradi, però la nostra posizione in gara richiesta sarà 7° posto, quindi vedremo un po' di fare del nostro meglio. A presto ragazzi, ciao a tutti!